Va bene, grazie per la domanda, pensavo di averla spiegata prima, ma forse magari non c'eri, te la ripeto. Intanto per l'esercito tu ti riferivi a quello popolare come della gente, ovvio, no? Ecco, quindi bisogna farlo, non bisogna fare altro di quello che stiamo facendo. Adesso dire a tutti che ci sarà questa iniziativa, che si terremo pronti, non serve fare riunioni di 100 persone, ma crea delle cellule attive in tutto il paese. La gente è pronta, ci conosce, sa quello che facciamo, bisogna dirgli però cosa vogliamo, perché questa è la differenza. Cioè è necessario che noi il CIG facciamo qualcosa di importante, magari ci possiamo di punti, ci si può di questo, però è necessario. La parola non faremo pregiudizi ovviamente è una metafora, perché solo questo posso dire, altro non posso dirlo, è una metafora come per dire a questa classe politica non gli daremo neanche il permesso una volta che avranno, diciamo, avranno pagato la loro condanna di riemergere, quindi non li è rivolta contro questa classe politica, però buon intenditore. dimmi. No, dite, non ti preoccupare.